Buondì, allora prima o dopo doveva succedere, diciamo che un po' la pandemia l'anno scorso, il fatto che non si è potuto sciare, diciamo che hanno accelerato i tempi. Mi sono deciso e quest'anno mi do anch'io allo sci alpinismo. Oggi, prima uscita, un po' furba, non è proprio sci alpinismo, sono sullo Zoncolan, sono con altri 3 ragazzi, c'è Sara, Davide il veneziano che hai già visto in un video in bicicletta, e poi c'è Matteo. Siamo saliti in macchina fino al piazzale dello Zoncolan e adesso risaliamo attraverso quella che viene chiamata la sci alpinistica dello Zoncolan, andiamo fino sul Tamai e poi riscendiamo per le piste, sia perché vabbè, la mia seconda uscita praticamente, quindi devo prendere un po' la mano, ma anche perché c'è sì neve, ma non tantissima, quindi abbiamo deciso di venire qui dove ci sono le piste. E ci è arrivato un ospite nuovo. Ciao! C'è un sacco di gente, soprattutto sci alpinisti ovviamente, in quanto le piste sono chiuse, apriranno dopodomani, l'8. C'è un sacco di gente, mi aspettavo un po' di meno, ma insomma diciamo che è comunque tranquillo. È davvero uno spettacolo, la giornata è limpidissima, giù a Udine era un po' nuvoloso, invece qua cielo limpido, sole, un sacco di neve, ma qua che roba. Peccato solo un po' per il rumore dei cannoni, ma vabbè. Adesso ci facciamo questa bella salitina con un sacco di inversioni, roba nuova per me. Spero proprio di non ribaltarmi e quindi noi ci sentiamo dopo, quando ho finito questo bel pezzettino. Che spettacolo! Sapete che montagna è quella lì? Sernio. Allora, abbiamo raggiunto Malgatamai, adesso abbiamo deciso di proseguire ancora un pezzo verso il Monte Dauda e vediamo se salire al Tamai da dietro attraverso quella che è la classica sci alpinistica. Ora diciamo che siamo dietro gli impianti da sci, sono alla mia destra e da questa parte si apre il terreno vergine, diciamo, è una figata, pieno di neve. In alcuni punti ce n'è parecchia, poi qui adesso ormai siamo oltre i 1600 metri e ci saranno 40 cm almeno. C'è ancora neve sugli alberi, quindi deve aver fatto bello freddo, però probabilmente non ce n'è a sufficienza per sciare fuori, a meno che non ci sia un pendio erboso, però qui spesso ci sono ontani, sassi, quindi forse si può rischiare, ma diciamo che si rischia di grattar sotto. Quindi l'idea nostra è, se saliamo sul Tamai, comunque di scendere tutto attraverso le piste, che sono un po' cingolate, quindi non sarà il massimo, però fuori pista oggi è un po' pericoloso per l'attrezzatura. Praticamente quasi tutta l'attrezzatura l'ho comprata di seconda mano a fine estate, inizio autunno. Ho trovato un ragazzo che vendeva tutto, scipelli, scarponi e attacchi, e era tutto della mia misura e quindi ho fatto l'acquisto. A gennaio inizierò il corso con il CAI. Oggi sono uscito con i miei 3 amici che loro vanno già, quindi diciamo
oggi uscita con gente esperta, boh, non c'è pericolo, oggi il rischio valanghe 2, quindi diciamo un'uscita abbastanza tranquilla anche per i neofiti, e poi il fatto che scendiamo sulle piste, io so sciare in pista, quindi da quel punto di vista nessun problema. Il corso dovrebbe iniziare a gennaio, lo farò col CAI, e boh, ovviamente se farò il corso ci saranno occasioni per filmare e magari anche dare qualche consiglio per qualcun altro che vuole avvicinarsi allo sci alpinismo, come ho fatto io, non dico da zero ma quasi, in quanto oggi è veramente la seconda volta che metto ai piedi gli sci da sci alpinismo. Ma lui è bravo, sì. Eccoci qua, questa è la cima del Tamai, Monte Tamai. Qua ci arriva la seggiovia e qua c'è tutto il comprensorio dello Zoncolan. Tira sta arietta fresca, tra l'altro si sta annuvolando, domani nevicherà tutto il giorno praticamente, fino a quote abbastanza basse. Ci abbiamo messo con le pause molto lentamente 3 orette circa. Sicuramente si fa in molto meno. Praticamente dalla Malga Tamai abbiamo girato verso Malga Dauda e poi siamo risaliti per Forcella Arvenis, credo si chiami, siamo saliti sul Tamai da dietro. Ora scenderemo per la pista e vediamo se è aperto il Golles, ci fermiamo per una birretta lì. Questo qua davanti è l'Arvenis, anche questa è una sci alpinistica, anche con ramponi, piccozza, si va su per questo versante, poi si scende dall'altro. E dopo qua giù c'è il Put, Monte San Simeone, la Mariana. È bello limpido oggi, laggiù si vede il Canin col Sart, poi il Montasio, qua davanti questo cos'è? Il Sernio, laggiù Creta di Hype, laggiù in fondo, e dopo anche qua insomma copertura nevosa buona, contando che siamo ai primi di dicembre. Se continua così sarà una bella stagione anche questa, perché comunque verso nord c'è neve quasi fino ai 1000 metri e invece verso sud un po' più alta, ma buon fondo, buon fondo. Come zaino, siccome mi serviva qualcosa per portare anche gli sci eventualmente, ho provato a prendere questo di Decathlon, il Vezde MC25. Oggi è la prima volta che lo provo, costa 50 euro. Non è male, non è male. C'è l'apertura qui dietro, apertura da sopra, spazio per pala, sonda e altri materiali. Gli sci si mettono qua dietro di traverso, non è male, chiaro, uno zaino da 50 euro, un po' di differenza rispetto ad esempio ai New Spray si sente, ma non è male. Magari posso pensare di fare una recensione, fammi sapere se ti può interessare. Non si trova molto su internet, è un modello nuovo di quest'anno, io sono andato un po' sulla fiducia e ti dico, non è male. Bene, siamo tornati al parcheggio, la discesa è stata un disastro, le piste sono macinate dai gatti che ovviamente non usano la fresa e quindi un po' siamo riusciti a tagliare, abbiamo fatto qualche piccolo taglio, però gambe massacrate. Come prima uscita comunque dai, non mi posso lamentare, è uno sci alpinismo furbo, però per iniziare la stagione direi che va più che bene. Adesso aspetto di vedere il corso come ti dicevo prima e poi insomma cose sempre migliori, sempre più difficili. Vabbè, io spero che questo video ti sia piaciuto, fammi sapere sotto nei commenti, se hai qualche domanda lasciamela sotto che cerco di risponderti. Qua
stiamo aspettando gli altri due perché io e Davide abbiamo preso una pista, gli altri due si sono persi per i boschi. Boh, adesso andiamo a berci una birretta e poi torniamo a casa. Io ti ringrazio per avermi seguito e ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Davide saluta. Ciao!